studio, abbiamo invitato alcuni dei protagonisti, l'ho detto in apertura, e subito allora ci regaliamo un momento di spettacolo, perché ci sarà Beniturgu all'anfiteatro, ci saranno i 4 e 48. Questi ultimi hanno appena sfornato un bel CD che contiene questo duetto insolito, divertente, Uomo di Rione. Lo applaudiamo e lo ascoltiamo. Beniturgu e i 4 e 48. Quando ero bambino era tutto più bello, facevo la vita proprio come un fringuello, me ne uscivo alle 10 e rientravo alle 4, tutte le notti rientravo alle 4. Poi a 26 anni incatramavo le strade, era un lavoro che a me non piaceva, ma il papà mi diceva meglio questo che niente. Chi non ne ha lo vorrebbe, chi lo vorrebbe non ne ha. Chi non ne ha lo vorrebbe, chi lo vorrebbe non ne ha. Il tempo passava, ne avevo fatte di strade, il papà mi diceva, fatti un'assicurazione, fatti un'assicurazione. Quando compri qualcosa, fatti dar lo scontrino, non buttarlo per terra, che ti becchi la multa. Ti becchi la multa, ti becchi la multa. A 48 anni verniciavo serrande, era un lavoro che un po' mi piaceva, ma il papà mi diceva meglio questo che un pugno. Chi non ne ha lo vorrebbe, chi lo vorrebbe non ne ha. Chi non ne ha lo vorrebbe, chi lo vorrebbe non ne ha. 82 anni, sono già forfatario, ho 2 pensioni perché una non basta. Una non basta, una non basta. Ma papà mi diceva meglio questo che un pugno. Chi non ne ha lo vorrebbe, chi lo vorrebbe non ne ha. Chi non ne ha lo vorrebbe. Non ne ha lo vorrebbe, chi lo vorrebbe non ne ha. Beniturgu, i 4 e 48, le ragazze di Capoterra e il vostro CD. Con te ci ritroveremo anche più tardi, andiamo un attimo in pubblicità, pochi istanti, e siamo di nuovo insieme in diretta da Visolino.